Nato nella seconda metà degli anni 60, il trofeo di nuoto Città del Santo ha una lunghissima tradizione ed una lunga storia che racconta l'evoluzione che ha avuto lo storico impianto padovano gestito dalla Padova Nuoto dal 1986. 30 anni di storia, anche per i numerosi atleti che in questi impianti hanno raggiunto traguardi invidiabili, come Matteo Pellicciari, Alice Carpanese, Renata Spagnolo, Cinzia Rampazzo, oggi assessore allo sport di Padova, Marco Tornatore, Leonardo Beggio, Matteo Furlan, Caterina Borgato e molti altri ancora, che sono i testimonial di questa superlativa edizione 2016. Siamo stati molto fortunati col tempo, ma specialmente devo dire bravi agli organizzatori da Tagliaguida in testa, che hanno portato in una giornata così molti campioni che hanno dato un lustro importante a un trofeo Città del Santo che ricordo era negli anni 68, che è stato chiuso, che poi abbiamo ripreso nel 2000 e adesso lo vogliamo portare a quei momenti di grande partecipazione italiana in cui partecipavano tutte le squadre. Però devo già dire che 30 squadre del Veneto, dell'Emilia e anche del Friuli che hanno dato lustro alla manifestazione è stato veramente entusiasmante, è stato anche insperato questa grande partecipazione di campioni, il che vuol dire che il nuoto a Padova ha ancora una base molto importante. Ricordo che qui è nata la novella Caligari su questa piscina. Infatti. E dobbiamo riportare grandi campioni ancora a conoscere la pista olimpionica di Padova. È un appuntamento quanto mai importante il Trofeo del Santo, non solo per i nuotatori della città ma anche per l'intero pianeta del nuoto, come si evince dalle interviste raccolte da Alessandra Loro ai bordi della piscina olimpica. C'è stato un bel temporale prima di iniziare la manifestazione, comunque diciamo sì, giornata salvata, già visto ottimi risultati da parte di parecchi atleti e qui c'è sempre un pezzo del mio cuore che resta e infatti quando ero ragazzina ho fatto parecchi trofei del Santo, giusto ripeterlo e che sia sempre più importante man mano che passano gli anni. Ma la chiamata per Rio è arrivata? Per le Olimpiadi ancora non sappiamo, sicuramente adesso andrò a fare un collegiale a Ostia con alcune delle possibili papabili appunto per le Olimpiadi, sarà un altro test per confrontarsi con le altre ragazze della staffetta sia di Londra che poi magari quella di Rio e poi il trofeo Sette Colli che tra una quindicina di giorni sarà diciamo la prova del 9 per vedere chi avrà merito di qualificarsi per la staffetta. Qualificata a Rio, come stai vivendo questi momenti? Come hai trovato questo trofeo che è per la prima volta per te, credo? Sì, è la prima volta, non sono mai venuta qua a Padova, questa piscina è bella, 50 metri, le 50 metri scoperte mi piacciono sempre molto. E niente, sì, no, questo periodo è un periodo abbastanza intenso perché comunque il 22 luglio partiamo per Rio e quindi abbiamo ancora un mese di preparazione. Oltre 500 gli atleti partecipanti a questa edizione del Trofeo del Santo in rappresentanza di una quarantina di società provenienti da tutta Italia. Abbiamo visto la partecipazione di 38 società da tutta Italia, abbiamo avuto 504 atleti di altissimo livello, prestazioni eccezionali, una giornata di sport che era tanti anni che Padova nel nuoto non viveva. Grande successo di pubblico e soprattutto di risultati e di nuovi primati. Così come la vincente sfida finale dell'australiana sui 50 metri vinta da Aglaia Pezzato e da Luca Pizzini. Poi le premiazioni finali che hanno laureato vincitori della 16ª edizione del Trofeo del Santo, ovvero la società Padova Nuoto davanti al team Veneto che ha concluso la grande giornata di nuoto del Trofeo del Santo numero 16.